ci stiamo attrezzando, adesso siamo addirittura d'arrivo come Fly CGIL, ci stiamo attrezzando per dotarci di un mezzo proprio logistico per poterci spostare nei campi. Quindi adesso stiamo valutando l'acquisto di un camper che ci consenta di presidiare, magari di prima mattina, le campagne e per capire un attimo e per fare in modo che i lavoratori capiscano che noi siamo presenti. Il sindacato è intenzionato a muoversi in modo deciso contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, andando direttamente sui campi per vedere di persona quello che accade e raccogliere le segnalazioni degli operai, cosa non sempre scontata. Spesso e volentieri i lavoratori non sono così liberi di poter manifestare la loro situazione di sfruttamento, anche perché spesso e volentieri questi lavoratori sono assolutamente ricattabili. Nella Marca il 20% dei lavoratori agricoli è irregolare, dunque senza copertura assicurativa e contributiva, senza busta paga, lavoratori fantasma. Ne consegue che poi quel lavoratore lì, che spesso e volentieri è un irregolare e spesso e volentieri è un lavoratore che magari non ha il permesso di soggiorno, a questo punto qui quel lavoratore diventa un po' un fantasma. Diventa un lavoratore che è alla mercé anche di quelle che possono essere quelle che noi chiamiamo agromafie, che oggi, come dire, stanno anche cominciando a prendere piede anche qui da noi. Un fenomeno, quello delle agromafie, in crescita anche in Veneto. Nel momento in cui c'è lo sfruttamento del lavoro e nel momento in cui sullo sfruttamento del lavoro si innesta il caporalato e sul caporalato interviene a sua volta un'organizzazione che non è più quella del singolo datore di lavoro che utilizza la manodopera in maniera impropria, ma c'è un'organizzazione dietro che presta la manodopera, a questo punto qui, lì noi, come dire, sottintendiamo che ci siano delle influenze di carattere mafioso.